fat, non savin nance noce che al va ben domandat, ma le propi al spirit che al prepar no con zemit che non si rive a contaio, ma quel che al stazza i curs, al sa c'è che al pense e al brame il spirit, perché che al domande paisans se ont il volè di Dio. Parole di Dio. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai miei mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Ascoltando il Vangelo di oggi potrebbe emergere una domanda nei nostri cuori: perché Dio permette di crescere insieme il bene e il male? Perché il Signore permette di crescere insieme il grano e la zizzania? La domanda può avere anche una risposta. Il Signore Gesù risponde: lasciamo che crescano tutti insieme fino alla mietitura. Si può vedere la pazienza e la misericordia del Signore. Il Salmo responsoriale abbiamo pregato: tu sei buono, Signore, e perdoni. La pazienza di Dio è lo spazio che noi, le persone che fuori dalla volontà di Dio, hanno un tempo per la conversione. Anche c'è un rischio: se tu tagli la zizzania, c'è anche il rischio di tagliare pure il grano.
Il Signore non vuole bruciare subito nella fase della crescita, invece dare il tempo, dare un attimo per la conversione. Si riflette anche la misericordia del Signore. Uomo ha la scelta, perché nel mondo noi dobbiamo avere un tempo, tutto quello che noi vogliamo istantaneo. Noi tutti vogliamo le cose subito, rapido. Non c'è la pazienza. Invece il Signore non vuole tagliare subito tutto ciò che si vede male. Lascia il tempo per crescere insieme. Anche la mentalità si riflette nel mondo di oggi che noi non vogliamo un mondo senza ingiustizia. Noi non vogliamo le famiglie senza problemi. Noi non vogliamo le relazioni senza difetti. Non esiste un mondo perfetto. Esistono anche il bene e il male. Il Signore, il seminatore, ha seminato, ha buttato nel campo il buon seme, però anche il nemico dentro di noi cresce il male, dà anche un po' di acqua per crescere la zizzania. E oggi il Vangelo ci invita a riflettere su questo punto. Il Signore ci dà il tempo, il Signore ci perdona, c'è la pazienza e come noi nel frattempo cerchiamo di convertire noi stessi, anche gli altri. È un momento per la conversione, un tempo ci ha lasciato per scegliere. Importante anche la libera scelta dell'uomo. Dio non ha creato un mondo, non ha creato gli uomini incapaci di scegliere. Dio ha lasciato ognuno la libertà di scegliere. Però quando l'uomo sceglie secondo la volontà di Dio, si porta il frutto. Abbiamo tante domande dentro di noi. Perché così male il mondo? Perché ci sono i problemi in questa terra quando noi viviamo? Perché ci sono i conflitti? È il nemico dentro dell'uomo, dove lascia spazio per crescere come la zizzania il male senza osservare il progetto di Dio, senza aver fatto un discernimento giusto, senza pensare il bene di noi stessi, anche il bene comune degli altri. Il Vangelo, la parabola, ci insegna anche di riflettere. Io sono libero a scegliere, io sono libero a vivere la mia vita. Il Signore mi ha dato la libertà, però come posso utilizzare con tanta attenzione ogni scelta che faccio che porta a un fine e il bene? E anche come la mia testimonianza cristiana possa aiutare gli altri alla conversione. Non esiste una cosa rapida in questo campo. Serve il tempo, serve la pazienza, serve la misericordia. Come il Signore è buono, che perdona, anche noi siamo invitati a perdonare, a diventare buono. Noi siamo stati creati buoni. Noi siamo stati seminati in un campo dove possa creare tanta bontà. Si può creare tante belle cose, però la scelta personale è più importante. E lo Spirito Santo ci dona la prudenza e l'intelligenza di scegliere tra diverse opzioni cosa veramente abbiamo bisogno. E oggi in questa Santa Messa
chiediamo ancora al Signore la grazia della libertà di scegliere il bene su male, di crescere, di lasciare spazio anche agli altri, di crescere insieme a noi stessi, perché abbiamo l'opportunità, abbiamo il tempo, abbiamo spazio per vivere bene, secondo il progetto del Signore. Così anche indichiamo a tutti alla conversione, al bene comune che il Signore veramente vuole a tutti. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie di buoni e cattivi. Rendici sul tuo esempio capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Dal foglietto Frutto della nostra terra.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta, il tuo onore, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni all'uomo fatto a tua immagine. Hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te. Per Cristo Signore nostro, e noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra fede, acclamando con festosa esultanza. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giampaolo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati alla speranza della risurrezione. In modo particolare preghiamo per Delfino. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Dal libretto canto numero 19.
Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Vi segnalo che nel pomeriggio alle 18:30, nella nostra basilica, a conclusione dei festeggiamenti patronali, ci sarà la messa in lingua friulana, presieduta dal Monsignor Luciano Nobile, che è il parroco arciprete della cattedrale di Udine. Segnalo poi che con oggi iniziano i campi presso Collina di Forniavoltri dei nostri ragazzi. Auguri ai ragazzi e agli animatori che li seguono. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E vi auguro una buona domenica. Grazie. Dal foglietto Ave Maria.
Sant'Ermacora.